A tutti, benvenuti a tutti e a tutte, i presenti qui a Venezia e anche un caloroso benvenuto anche a chi ci segue da lontano. Allora, siamo al primo incontro di questa serie dell'anno scolastico 2018-2019. Questa è un'iniziativa, diciamo, l'iniziativa che si svolge nel Veneto come diramazione del progetto I Lincei per la scuola. E ormai sono alcuni anni che facciamo questa attività qui all'Istituto Veneto per italiano, scienze e matematica. Dico solo brevemente alcune cose perché le date degli incontri, i titoli, i nomi dei relatori li avete sicuramente visti sul sito dell'Istituto Veneto. Dunque, come ogni anno c'è un certo numero di incontri, in questo caso per matematica sono 4. Gli incontri vengono tutti registrati e vengono messi a disposizione sul sito dell'Istituto Veneto nel giro di un giorno o 2 di solito, in tempi rapidissimi. Per questo prevediamo anche la possibilità per qualcuno di non seguire tutti e 4 gli incontri nel caso ci siano impegni a scuola inderogabili o inconvenienti di qualsiasi tipo. C'è la possibilità di recuperare al più un incontro, quindi è possibile essere assenti un incontro e recuperarlo guardando, diciamo, la lezione in streaming. Naturalmente si perde poi la parte laboratoriale. Tuttavia, per dimostrare di aver recuperato la lezione in streaming, sarà necessario mandare un non troppo lungo messaggio nell'area dedicata della piattaforma che faccia capire che l'incontro è stato seguito a distanza. Mi raccomando che queste osservazioni su questo incontro siano un po' puntuali, che non si limitino a dire bello, interessante, ma che insomma facciano capire che si è davvero seguito tutto l'intervento. Ecco, come ogni anno chiediamo anche che l'attività venga in qualche modo messa in pratica e quest'anno vorremmo che venisse proprio messa in pratica in classe. Per questo nell'ultimo incontro vorremmo proprio portare delle testimonianze di attività che sono state svolte con le vostre classi. E questo può avvenire in tanti modi. Innanzitutto vi daremo uno schema, diciamo, col quale dovrete fare una breve relazione sulle cose che sono state fatte. E seconda cosa, se qualcuno ha piacere poi di venire a raccontare l'esperienza qui molto volentieri, altrimenti sarebbero molto gradite anche testimonianze, per esempio un piccolo video fatto dagli studenti sull'attività di laboratorio, qualcosa di questo genere. In ogni caso vi metteremo a disposizione sulla piattaforma uno schema simile a quello che abbiamo utilizzato gli anni scorsi, nel quale saranno richieste alcune cose, una breve descrizione della progettazione del laboratorio, una descrizione dell'attività fatta e così via, ma lo vedrete appunto nel modello che vi sarà messo a disposizione. A me sembra di non avere altro da dire prima di cominciare. Adesso lascerei la parola alla signora Lucia Macaluso che ci illustra un pochino il funzionamento della piattaforma, perché è il luogo di incontro virtuale sia all'interno dei gruppi delle singole sedi, nel quale proseguire magari il dibattito, il discorso, l'approfondimento delle questioni che possono emergere durante gli incontri di questi 4 lunedì che abbiamo fissato,
ma anche un punto di incontro virtuale tra le varie sedi nel quale mettere a disposizione un po' tutte le cose che vengono fuori da parte di tutti i corsisti e di tutti i tutor. Quindi è anche un luogo nel quale proseguire anche un eventuale dialogo con il relatore o la relatrice dei vari incontri. Quindi lascio la parola a Lucia e auguro a tutti buon lavoro. Benissimo, grazie e buon pomeriggio a tutti. Quella che visualizzate è appunto la pagina web dedicata al corso e nella quale andremo a caricare poi di volta in volta i filmati relativi alle lezioni. A titolo dimostrativo, per chi non avesse già seguito i nostri corsi, vediamo il corso dello scorso anno, come andrà a configurarsi la pagina. Ecco, vedrete comparire i video della lezione al di sotto del titolo rispettivo. Quindi questi video sono a disposizione di tutti e potranno essere usati sia per un riepilogo sia appunto per i recuperi da eseguire online in caso di assenza. Sempre su questa pagina trovate anche il link alla piattaforma Moodle che teniamo di appoggio al nostro corso e cliccando sul link venite rinviati a questa pagina. Faccio vedere le credenziali, lo dico subito, non le avete ancora ricevute, le invierò a seguito di questa lezione e mi auguro in un paio di giorni di riuscire a mandarle a tutti. Qui. Ecco qua. Consiglio di andare subito alla home page del sito, ecco qua, visualizzate il vostro corso, molto semplicemente cliccando sul titolo si entra all'interno del corso. Qui il corso è organizzato in 4 moduli, uno per ciascuno degli argomenti che viene trattato. Qui come vedete il professor Centomo ha già caricato numerosi materiali che poi avrete a vostra disposizione. Nella cartellina materiali avrete anche la presentazione di quest'oggi e nel forum di discussione invece potrete fare i recuperi. Ogni gruppo ha qui li mostro tutti, ha una sezione dedicata e quindi sostanzialmente dovrà fare il recupero all'interno del forum che gli compete, diciamo. Potrete però vedere anche gli interventi che si fanno negli altri forum, ma solo in visione, perché potrete rispondere solo e unicamente all'interno del forum al quale siete iscritti. Ecco, altrimenti, come in questo caso, per esempio, non troverete la scritta rispondi. Ecco. Di default comunque dovrebbe aprirsi direttamente la schermata sul forum nel quale invece siete iscritti. Ecco. Io qui non mi ero iscritta al corso, quindi non mi compare la scritta rispondi, comunque sostanzialmente al posto di permalink vedrete la scritta rispondi e potrete procedere. Per qualsiasi cosa comunque avete ricevuto credo tutti un'email da me di avvio corso e riceverete quella con le credenziali, quindi potrete interfacciarvi con me per qualsiasi dubbio. Ecco, io non voglio togliere ulteriore tempo al professor Centomo e quindi lascio la parola al professor Centomo per la relazione di oggi. Ecco, prima di iniziare anche la presentazione del professor Centomo che presento ora, vi ricordo anche che da parte di tutti i partecipanti delle varie sedi, diciamo adesso noi facciamo questa presentazione che durerà circa 45 minuti e alla fine di questa presentazione inizieranno i laboratori che tutti comincerete a lavorare secondo le indicazioni del professor Centomo e ci sarà anche la possibilità pochi minuti dopo la fine dell'intervento di inviare delle domande all'indirizzo scuole@istitutoveneto.it alle quali nel caso ci siano dubbi da risolvere a breve prima dell'inizio del laboratorio nei primi minuti potete inviare le domande
a questo indirizzo email, non tramite la piattaforma ma tramite l'indirizzo mail, e nel caso noi ci colleghiamo e risponderemo, così come se qui a Venezia sorgessero delle domande che riteniamo interessanti per tutti, lo stesso riprenderemo il collegamento e vi presenteremo, diciamo, alcuni approfondimenti. E nel caso potremmo ripetere questa cosa anche a laboratorio avviato dopo 40 minuti, così a seconda delle necessità. In ogni caso vi daremo un saluto alla fine del laboratorio nel momento della chiusura. A più tardi, lascio la parola al professor Centomo. Bene, grazie. Ringrazio Giulia Treu, la professoressa Giulia Treu, per avermi invitato a parlare in questo ambito del progetto Accademia Nazionale dei Lincei Scuola. Ringrazio anche Lucia Macaluso per l'organizzazione ineccepibile. Sono contento di parlare qui, di parlare a voi oggi, e volevo subito precisare le ragioni che mi hanno spinto a proporre questo tema dei grafi, poliedri e origami. Ho scelto questo tema perché permette di trattare a livello sufficientemente elementare e in maniera trasversale dei concetti che appartengono a diversi ambiti di interesse per la matematica pura e applicata contemporanea. Questi tre ambiti sono sicuramente la teoria dei grafi, poi direi la geometria dei poliedri, ma anche, volendo, dell'estensione del concetto di poliedro a uno spazio di dimensione maggiore di 3, quindi il politopo, e infine quell'insieme di tecniche che con un termine anglofono potremmo chiamare paper folding, cioè tecniche di piegatura della carta, o se volete con il nome giapponese origami, che sono di estrema attualità. Per persuadervi dell'estrema attualità delle tecniche di origami in ambito delle scienze applicate, ho già reso disponibili dei video che potete vedere nella piattaforma. Forse potreste essere sorpresi del fatto che anche la geometria dei poliedri possa essere di interesse per la scienza. Magari su questo ritorneremo nella seconda parte del mio intervento a febbraio, ma vedrete che credo riuscirò a persuadervi anche di questo. E invece prendiamo le mosse dalla teoria dei grafi. Dunque lì nella diapositiva vedete una definizione piuttosto formale e rigorosa di grafo. No, grafo G è definito come una coppia di insiemi, V l'insieme dei vertici e l'insieme degli archi, poi serve una funzione che ad ogni arco associa al più due elementi dell'insieme dei vertici. Vedete, una definizione piuttosto astratta, piuttosto formale, e ovviamente che non potrete utilizzare per proporre nelle vostre classi per un'introduzione elementare alla teoria dei grafi. Però io ho voluto riportarla comunque per darvi l'idea del livello di astrazione di questo concetto e quindi del livello di grande applicabilità di questo concetto. In effetti, se ci pensate un attimo, se l'insieme dei vertici sono le persone e gli archi rappresentano delle relazioni tra queste persone, ecco che il grafo diventa uno strumento per analisi sociali, per la sociologia. Se invece pensate all'insieme dei vertici come a dei calcolatori e agli archi a delle connessioni tra questi calcolatori, allora capite che il grafo potrebbe essere uno strumento per l'analisi delle reti. Quindi intuite la larga applicabilità del concetto di grafo. Bene, allora, abbandonata l'idea di partire in un'esposizione elementare con delle definizioni rigorose, uno potrebbe dire, beh, perché non partiamo con degli esempi magari sufficientemente semplici di grafo? Quello che vedete nella figura è un esempio
semplice di grafo? Beh, diciamo che intanto lo studente non vedrebbe la ragione di interesse in un esempio di questo tipo. In secondo luogo, in una certa misura, andremmo a tradire l'origine del concetto di grafo, perché il concetto di grafo non parte né da definizioni rigorose né da esempi, ma parte da problemi. Problemi per alcuni versi relativamente semplici e divertenti, come il problema delle camminate sui ponti di Königsberg di Eulero, oppure come sottoprodotti della ricerca, ma sottoprodotti che hanno una faccia ludica. E infatti è proprio da questa faccia ludica che io vorrei trovare motivo di approfondimento. Ecco, vedete in questa diapositiva c'è una fotografia di un gioco che era venduto in Irlanda nella prima metà dell'Ottocento. Se guardate l'etichetta verde, credo che si riesca a intravedere che il nome di questo gioco è Icosian Game, il gioco icosiano. È il gioco icosiano ed è un gioco che, come avremo modo di vedere nel prosieguo, è il sottoprodotto di un'attività di ricerca di uno scienziato, matematico, astronomo famoso che si chiama Hamilton, Sir Rowan Hamilton. Per fortuna non abbiamo bisogno di tavole di legno o di pioli di avorio per giocare al gioco icosiano, ma è sufficiente avere un foglio di carta con il disegno di un grafo, un disegno come questo. Tra l'altro, tra i materiali che vi sono stati inviati c'è anche un foglio con il disegno di questo grafo, perché durante il laboratorio, alla fine, se avrete tempo, potrete divertirvi a giocare al gioco icosiano. In cosa consiste questo gioco? Allora, nella sua versione più semplice, il gioco funziona in questa maniera. Si tratta di scegliere uno dei vertici di questo grafo. Voi noterete che questo grafo ha 20 vertici, che sono i pallini in grigio che vedete nella figura. Scelto uno di questi vertici, si tratterà di individuare un cammino che attraversa i 30 archi di questo grafo. Noterete che questo grafo, in effetti, se li contate, ha esattamente 30 segmenti. Dovete individuare un cammino che, a partire da uno dei vertici del grafo, passando esclusivamente attraverso gli archi, cioè non potete invadere, non potete camminare altro che sugli archi del grafo, visitando una e una sola volta tutti i vertici del grafo, ritorna al punto iniziale. Se riuscite a trovare questo percorso, che tecnicamente si chiama ciclo hamiltoniano appunto in onore di Hamilton, che poi è stato il padre di questo tipo di grafi, bene, allora siete riusciti a vincere in qualche maniera. Quindi avrete tempo un po' durante il laboratorio per pensare a una strategia per effettuare questo tour che appunto passa per tutti i vertici una sola volta, ritornando a quello iniziale, percorrendo gli archi del grafo. Potete, se volete proporre un gioco simile in classe, potete immaginare che i punti siano delle città e che gli archi siano dei collegamenti stradali tra queste città che voi avete di utilizzare come esempio. Il gioco ha una soluzione, ovviamente, che vedete qui rappresentata. In effetti, se fate caso, sono stati rimossi, oppure non rimossi, ma tratteggiati gli archi che non fanno parte del ciclo chiuso, che a partire da un vertice ritorna allo stesso percorrendo una sola volta i singoli vertici. E se fate caso, se contate, noterete che il ciclo hamiltoniano è fatto esattamente da 20 archi.
10 archi del grafo di partenza non fanno parte del ciclo hamiltoniano, e se notate in ciascun vertice del grafo concorrono esattamente 2 archi di ciclo hamiltoniano e uno no. E se fate caso ancora, questo grafo qui è un grafo in cui tutti i vertici sono trivalenti. È importante in teoria dei grafi osservare delle caratteristiche che riguardano la valenza dei vertici. Bene, faccio notare anche un'altra cosa. Dunque c'è una serie di problemi di cui non ci occuperemo oggi, che sono i problemi di colorabilità dei grafi. Problemi di colorabilità dei grafi. Ad esempio, uno potrebbe chiedersi se con quanti colori diversi è possibile colorare gli archi di questo grafo in maniera che in ciascun vertice concorrano archi tutti di colore diverso. Il fatto che la valenza di tutti i vertici del grafo sia 3 suggerisce che il numero minimo di colori è 3, ma non è affatto ovvio a priori il fatto che bastino solo 3 colori per colorare in maniera adeguata per archi questo grafo. In realtà il fatto che questo sia un grafo hamiltoniano ci dimostra abbastanza facilmente che 3 colori invece bastano, in quanto per colorare gli archi basterebbe questa strategia. Allora, utilizzate 2 colori per i 20 archi del ciclo hamiltoniano e quindi partite da un vertice e alternate lungo il ciclo hamiltoniano il colore degli archi. Siccome la valenza è 3, il terzo arco, quello che non fa parte del ciclo hamiltoniano, lo colorerete con un terzo colore e tutto funziona. E tutto funziona bene perché fortunatamente il numero di archi del ciclo hamiltoniano è pari. Se fosse dispari il discorso sarebbe più complicato. Va bene. A questo punto vi chiederete probabilmente quali sono le origini di questo gioco, perché come avevo accennato all'inizio, il gioco è un sottoprodotto dell'attività di ricerca di Hamilton. E in effetti le origini del gioco si rintracciano in alcuni lavori di Hamilton in un'area che appartiene all'algebra più che alla geometria. Hamilton si stava occupando della costruzione di algebre non commutative e questioni del genere, quindi anche questioni legate alla teoria dei gruppi, diciamo, e in qualche maniera quello che lui riesce a trovare è quello che con termini moderni noi chiamiamo la rappresentazione del gruppo di rotazione di un poliedro regolare che è l'icosaedro. Quindi, diciamo, gli studi algebrici di Hamilton hanno una faccia geometrica e questa faccia geometrica è l'icosaedro, che come probabilmente già sapete è un poliedro regolare, convesso, un solido platonico, perché di questo solido Platone parla nel Timeo, e la caratteristica di questo poliedro convesso regolare è che, come ricorda il suo nome, eikosì in greco antico significa 20, è un poliedro che ha 20 facce che sono dei triangoli equilateri e il cui scheletro vedete rappresentato in rosso nella diapositiva. Se ricordate il disegno del grafo da cui siamo partiti per il gioco icosiano, forse avrete notato che era caratterizzato da pentagoni, quindi non si vedono i 20 triangoli equilateri dell'icosaedro e quindi non si capisce subito come mai si chiami gioco icosiano. Bene, il motivo per cui il gioco si chiama icosiano è che Hamilton era a conoscenza del concetto di poliedro duale e quindi era a conoscenza del fatto che l'icosaedro e il dodecaedro sono una coppia di poliedri che stanno in una relazione di dualità.
Su questo concetto della dualità magari torneremo più tardi, magari con un esempio più semplice di quello della coppia icosaedro-dodecaedro. Naturalmente, se fate anche caso, le 20 facce triangolari dell'icosaedro corrispondono ai 20 vertici del grafo, del grafo dello scheletro del dodecaedro. Bene, anche se le ricerche di Hamilton erano orientate all'algebra e quindi diciamo la geometria era piuttosto un alibi per trattare delle questioni algebriche, diciamo che i suoi studi hanno aperto la strada all'idea che lo scheletro di un poliedro convesso possa essere riguardato come un grafo finito perché il numero di vertici è finito e il numero di archi pure. Noterei anche una cosa, poi nella seconda parte del mio intervento cercherò di approfondire meglio in che senso lo scheletro di un poliedro convesso è un grafo finito, quali sono le caratteristiche di questo grafo, perché sono state ben delineate da Steinitz in un teorema molto importante. Ma diciamo, in questo contesto vorrei osservare un fatto. Dunque, lo scheletro di un poliedro è un grafo perché? Perché i vertici del poliedro sono i vertici del grafo, gli spigoli del poliedro si possono riguardare come gli archi del grafo. Allora uno potrebbe pensare che si tratta di un grafo tridimensionale. Invece no, è un grafo planare. È un grafo planare perché? Perché almeno per i poliedri convessi si può dimostrare che effettivamente questo grafo ammette un disegno nel piano. Ecco, sarebbe interessante esplorare la relazione tra dimensione 3 e dimensione 2, però è una questione che matematicamente è piuttosto delicata, insomma, non credo che sia proprio adatta per un contesto forse di scuola media, oppure lo sarebbe ma a livello intuitivo. In ultima istanza, ecco qui vedete nella figura ho rappresentato il dodecaedro, lo scheletro del dodecaedro con il ciclo hamiltoniano che è rappresentato, vedete, in rosso, e vicino ho rappresentato il disegno di un grafo in dimensione 2 dello scheletro del dodecaedro che ha un nome preciso, si chiama diagramma di Schlegel, il diagramma di Schlegel dello scheletro del dodecaedro. E anche su questo dopo, prima di affrontare la parte di laboratorio, vi dirò qualcosa per cercare di capire meglio insomma che cos'è questo diagramma di Schlegel. Vediamo alcuni esempi di modelli origami che abbiamo costruito nell'ambito del progetto Laurea Scientifica e Matematica, uno degli incontri dedicati appunto all'origami e alla teoria dei grafi. Ecco, se fate caso, noterete che la prima figura, quella in alto alla vostra sinistra, è una rappresentazione, è un modello origami modulare. Modulare significa che l'oggetto origami è costruito con tante unità, nella fattispecie 30 unità, di cui 20 rappresentano gli archi del ciclo hamiltoniano e li vedete colorati in celeste in questa figura, e altri 10 che vedete colorati in arancione invece sono gli archi, insomma, non hamiltoniani del grafo. E sotto invece è lo stesso modello in cui si pone in luce la possibilità di colorarlo con 3 colori per archi. Infatti noterete che se guardate attentamente la figura, in effetti in ogni vertice concorrono 3 moduli che sono di colore diverso. Le unità sono le unità FIZ, Pentagon, Hexagon, Zigzag Unit di Thomas Hall. Sottolineo questo fatto perché Thomas Hall è l'unico che ha scritto un libro piuttosto corposo di attività didattiche con l'origami
multiscala, nel senso che alcune possono essere adatte per la scuola secondaria di primo grado, altre per la scuola secondaria di secondo grado, altre addirittura per l'università. Quindi ve lo segnalo perché potete trovare il suo libro online. Va bene, a questo punto mi sia concessa una piccola divagazione. Dunque, abbiamo visto che il grafo dello scheletro del dodecaedro è hamiltoniano, cioè su di esso possiamo individuare un ciclo hamiltoniano. Allora, voi immaginerete che, anche se non ho ancora detto precisamente in cosa consiste la dualità tra dodecaedro e icosaedro, però potete intuire che c'è una certa relazione, insomma, tra l'icosaedro e il dodecaedro. Ebbene, il fatto che il grafo dello scheletro del dodecaedro sia hamiltoniano implica che se voi prendete un icosaedro, come questo, ad esempio, riuscite a individuare un tour sulle facce che a partire da una faccia, muovendo su facce contigue via via procedendo, fa sì che si ritorni, visitando sempre le facce una sola volta, si ritorni alla faccia iniziale. Questo, in qualche maniera, questa proprietà di questo tour sulle facce dell'icosaedro è ereditato dal fatto che il duale ammette un ciclo hamiltoniano su di lui. Sorprendentemente, io non sapevo di questo fino a poco tempo fa, vedete in alto alla vostra sinistra c'è un reperto archeologico del Metropolitan Museum of New York di New York, in cui, non so se notate, ma sulle facce dell'icosaedro sono stampate, diciamo, sono intagliate delle lettere dell'alfabeto greco. Ebbene, queste lettere dell'alfabeto greco individuano un tour hamiltoniano, tra virgolette, sulle facce dell'icosaedro. Quindi questa idea di tour hamiltoniano, lo chiamo tour perché non ha un nome tecnico, non si può parlare di ciclo hamiltoniano sulle facce, quindi questo lo vorrei precisare. E invece alla vostra destra c'è questa riproduzione del modello del Metropolitan Museum di New York, che invece è stato ottenuto con una stampante 3D e mi è stato donato da un'azienda polacca che si chiama Sinterit, la quale ha avuto questa idea e ha costruito una riproduzione dell'esemplare del Metropolitan Museum di New York. Ovviamente non ha usato i caratteri dell'alfabeto greco, ma ha usato i caratteri dell'alfabeto europeo. Invece qui c'è un modello origami simile in qualche maniera a quello che andremo a costruire più tardi, simile ma non identico, il quale individua un tour hamiltoniano sulle facce in questa maniera. Praticamente, se voi vi mettete su una faccia, potete transitare alla faccia adiacente solo passando attraverso il lato bianco. E allora, se uno si sposta in qualche maniera, vede che insomma, si riesce non attraverso il lato bianco, attraverso il lato verde. Quindi, se voi transitate attraverso il lato verde, vedete che potete girare e alla fine ritornerete sicuramente alla faccia di partenza. Quindi mi devo correggere, non è attraverso il lato bianco è la barriera e voi potete muovere solo scavalcando il lato verde. In questa maniera, in qualche maniera, questo oggetto è una riproduzione a sua volta, però con la carta sia del modello del Metropolitan Museum sia del modello Sinterit fatto attraverso una stampante 3D. Bene, allora adesso è venuto il momento di introdurre l'attività didattica
che avevo in mente di fare con voi. Vi dico subito che si tratta di un'attività didattica che io credo potrete esportare direttamente nelle classi, perché è meno complicata, anche se mima il percorso di cui vi ho dato le linee nella presentazione, però è più semplice, è una trattazione più semplice, in quanto l'oggetto geometrico che andiamo a costruire è molto più semplice, non ha così tanti spigoli, ad esempio come il dodecaedro, che non solo complicano le cose in una certa misura concettualmente, ma anche le complicano praticamente, perché insomma costruire i modelli che avete visto prima dei dodecaedri implica la piegatura di 30 moduli, e questo è lungo e potrebbe, insomma, non rende le cose semplici. Ecco, prima volevo anche aggiungere un'osservazione. La stessa attività si potrebbe fare, si potrebbe portare avanti senza bisogno dell'origami, usando altri espedienti, cioè anziché piegare dei moduli che poi si incastrano per costruire l'oggetto geometrico, potreste usare delle cannucce, potreste usare degli altri strumenti. Questo certamente sì, però io osserverei questo. È vero che dal punto di vista didattico usare i moduli origami o usare le cannucce o i nettapipe o quant'altro è equivalente, ma come formazione, diciamo, dello studente, precludere l'origami, che ha delle applicazioni molto importanti a livello tecnologico, non mi sembra una buona idea. Per cui, diciamo, dal punto di vista della geometria, costruire con le cannucce o costruire con la carta, sì, più o meno siamo lì, ma dal punto di vista poi dell'interesse, mi sembra che la piegatura della carta sia un ordine superiore rispetto all'utilizzo di altri materiali che comunque si possono sempre utilizzare. Allora, come dicevo, non è possibile, a mio avviso, riproporre pedissequamente quanto abbiamo visto in una scuola secondaria di primo grado, perché pur nella semplicità, il fatto che ci siano così tanti moduli da costruire, il fatto che il grafo abbia così tanti vertici, così tanti archi, potrebbe creare delle difficoltà. Allora ci vuole un esempio più semplice ma non banale, cioè non andrebbe bene a mio avviso proporre l'attività su un cubo perché è troppo banale, ci vuole un esempio di livello intermedio. Allora mi sono sforzato di pensare ad un caso intermedio, e tra l'altro è un caso più semplice ma interessante, ed è il caso dell'ottaedro. È il caso dell'ottaedro. Anche l'ottaedro è un poliedro convesso e regolare. È regolare. E ha 8 facce che sono triangoli equilateri. A questo proposito volevo di passaggio fare un'osservazione. Guarda la definizione di poliedro regolare. Capita talvolta di sentirsi dire dagli studenti ingresso alle scuole superiori che un poliedro regolare sarebbe un poliedro che ha tutte le facce che sono dei poligoni regolari. Ora, io osserverei che questa definizione è falsa. È falsa perché, anzi più che falsa, è sbagliata. Insomma, è sbagliata per un motivo. Intanto, voi capite che se io prendo un ottaedro e incollo sopra un tetraedro in questa maniera, il poliedro che ottengo ha tutte le facce triangolari, ma non è certo un poliedro regolare. Quindi la definizione così com'è stata data non è corretta, cioè, non è vero che un poliedro regolare è un poliedro le cui facce sono tutte dei poligoni regolari. Allora che cos'è che dovremmo dire per essere corretti? O specificare il numero di facce, tipo se io dico vabbè, un cubo è un poliedro regolare con le facce quadrate, le facce sono 6, le facce sono congruenti, sono 6, allora va bene, altrimenti dovreste dire qualcosa sulla valenza, perché se fate caso
L'ottaedro, come il cubo, come il dodecaedro, come l'icosaedro, ha i vertici che hanno tutti la stessa valenza, cioè in ogni vertice concorrono sempre lo stesso numero di spigoli del poliedro, e questo è sufficiente per dare una buona definizione di poliedro regolare. Magari questo interessa, perché alle volte sui libri non è ben specificato questo fatto. Allora, ritorniamo all'esempio, al caso semplice dell'ottaedro. E qui, vedete, forse allora si può spiegare meglio il concetto di dualità, perché in cosa consiste la dualità? Vedete che qui c'è, nella figura è rappresentata la dualità tra il cubo e l'ottaedro. Allora vedete come funziona la costruzione di dualità, almeno sui poliedri, no? Perché cosa succede? Nelle 6 facce del cubo si prendono i centri faccia, i 6 centri faccia, e poi questi 6 centri faccia si collegano in maniera opportuna tra di loro con degli spigoli, e vedete che si forma l'ottaedro. Una costruzione simile si può fare ovviamente per l'icosaedro e otterrete come duale il dodecaedro, e si può fare anche per il tetraedro, solo che la costruzione di dualità produce un altro tetraedro, quindi il tetraedro è autoduale, è duale di se stesso in qualche maniera. In questa figura invece potete avere un'idea più precisa di cosa si intende per diagramma di Schlegel dello scheletro di un poliedro. Il diagramma di Schlegel è un grafo, è un disegno meglio del grafo, di un grafo che è lo scheletro del poliedro convesso su un piano. Allora vedete che in alto è rappresentata una sorgente di luce, e questa sorgente di luce, che probabilmente riconoscete perché ha un pallino, forse si vede, no? Si vede abbastanza bene. Bene, questa sorgente di luce, diciamo in maniera non rigorosa, dovrebbe essere collocata in prossimità di una delle facce del poliedro convesso di cui vi interessa il diagramma di Schlegel. A quel punto attivate la sorgente di luce e vedete che questa sorgente di luce produce su un piano l'ombra dello scheletro. La sorgente di luce andrà collocata opportunamente e l'ombra vi permette di costruire il disegno bidimensionale del grafo, di questo grafo che è lo scheletro del poliedro. Se fate questo lavoro per l'ottaedro, aggiustando opportunamente le cose, otterrete un grafo come quello rappresentato nella figura. Noterete che questo grafo ha 6 vertici e sono tutti vertici di valenza 4. Sono tutti vertici di valenza 4. In effetti, se contate, in ogni vertice concorrono esattamente 4 archi del grafo. Siccome si tratta di un grafo planare, per i grafi planari ha senso definire il concetto di faccia. Ora, se voi contate le facce sono dei triangoli, noterete che il conteggio delle facce non torna, nel senso che le facce sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sembrerebbe mancare una faccia all'appello. In realtà la faccia che manca è la parte del piano che è complementare al triangolo che racchiude tutto il grafo. E quindi anche quella va contata come faccia. Quindi ritorniamo al numero corretto di 8 facce. Bene, allora quello che in sostanza dovrete fare durante il laboratorio è dare una descrizione del grafo, individuare su questo grafo un ciclo hamiltoniano, quindi scegliere un vertice, individuare un tragitto attraverso gli archi di questo grafo che tocca ogni vertice una sola volta, ritornando all'inizio. Un giochetto molto semplice.
dovrete piegare 12 moduli, 6 di un colore, 6 di un altro. Perché 6 di un colore e 6 di un altro? Perché il ciclo hamiltoniano è fatto di 6 archi e quindi le 6 unità di un colore rappresenteranno il ciclo hamiltoniano, le altre 6, gli altri 6 no. Quindi è un modello che voi svilupperete bicolor, a 2 colori. Un possibile risultato è questo qui, però c'è un altro possibile risultato che è questo qui. Sono diversi. In effetti, mentre diciamo il ciclo hamiltoniano su un dodecaedro, curiosamente, è unico a meno di isometrie, del poliedro, l'ottaedro fa eccezione, in quanto ammette dei cicli hamiltoniani che non sono isometrici l'uno con l'altro, quindi ci sono più possibilità, paradossalmente, per l'ottaedro che non per il dodecaedro. Ecco, io a questo punto volevo anche farvi vedere, usando degli strumenti software che però forse probabilmente conoscete, tipo il GeoGebra 3D, forse conoscete. Comunque, siccome non sono strettamente necessari all'attività e ho piacere che voi lavoriate alla parte pratica, semmai di questo riparleremo alla fine. Cioè, insomma, esistono dei software 3D che, se volete, se desiderate, permettono di mostrare bene l'idea di dualità e dimostrare anche il concetto di diagramma di Schlegel appunto via software. Ma siccome, appunto, ribadisco, non sono strettamente necessari all'attività, io direi che quello che potete fare fattibilmente in classe è proprio quello di partire dal grafo, far risolvere agli studenti il problema della determinazione del ciclo hamiltoniano e poi far loro costruire i modelli, e solo dopo che gli studenti hanno in mano questi modelli, sulla base di questi modelli potete fare delle considerazioni di carattere geometrico. Ma un po' l'idea è di partire dall'oggetto per arrivare alla teoria e non il contrario, non teorizzare e lasciare da parte l'oggetto. Per essere preciso, dirò anche questo. Esistono molti moduli origami che voi potete utilizzare per costruire gli scheletri di poliedri, ne esistono tanti. Prima vi ho citato la Fizz Unit di Hall, che però non è adatta ad esempio per costruire facce triangolari, ma comunque esistono varie possibilità. Io qui per voi oggi ho scelto di utilizzare un modulo particolare che si chiama il modulo Scala Alpha, che è stato inventato da un origamista che si chiama Sinaiskaya. Ecco, allora io direi che con questo può bastare. Non so, forse sono stato puntuale e dunque darei inizio all'attività. Ecco, benissimo, grazie ad Andrea Centomo per questa bella, interessante, veramente ricca di moltissimi spunti presentazione. Niente, allora darei inizio ai laboratori. Vi ricordo che nel caso abbiate delle domande, delle richieste di precisazioni o quant'altro, potete scrivere all'indirizzo scuole@istitutoveneto.it e vi risponderemo dopo averne raccolte alcune, però
a breve se necessario, altrimenti ci risentiamo magari per fare un po' il punto della situazione, cosa sta succedendo almeno qui a Venezia tra 45 minuti, penso così, e poi verso la fine dell'incontro. Buon lavoro a tutti quanti.